Che ti è sembrata di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo. Buongiorno signor professor Maggi, stavo dicendo signor Maggi, professor Maggi. Sì, perché un professorato non lo si nega a nessuno, come una laurea, come un cavalierato, eccetera, eccetera. Intanto sei nella mia patria, qua sei in Basso Polesine, tu mi dici sempre che sono un Basso Polesine eccentrico, ed è vero, fondamentalmente sì. Cosa parliamo oggi tra le nostre quattro ciaccole? Confesso che sono nella patria del professor Maggi, quindi nel comune di Taglio di Po, che è un bellissimo comune. Poi forse dopo avremo una bellissima visita e sono onorato di essere a casa nella patria del professor Maggi, mitico professore. E dopo tutte queste sviolinate ho lasciato il violino a casa. Di cosa parliamo? Ma parliamo della Meloni. Parliamo della Meloni perché proprio in questi minuti, cari ascoltatori, cari amici dello Spezzetto, in questi minuti la Presidente Meloni sta pronunciando il discorso programmatico presso la Camera dei Deputati. Domani ci sarà il Senato. Lo stavamo proprio ascoltando insieme io e il professor Maggi. Ecco, l'impressione, così al volo. Beh, per lei... È persona preparata, è persona dilettante allo sbaraglio, è quello che avevamo bisogno, così. Ecco, facciamo due osservazioni, tre osservazioni che apparentemente sembrano ovvie ma in realtà non lo sono. La prima osservazione: la Meloni viene dalla politica pura ed è in Parlamento da abbastanza anni, dal 2006, ha fatto il vicepresidente, ha fatto il ministro, vicepresidente della Camera, giovanissima, quindi viene dalla politica, poi se l'è guadagnata passo dopo passo, cioè lei è una che la politica la conosce, perché penso a coloro che sono appassionati di politica e che hanno cominciato, come me del resto, e non molti altri perché nel frattempo hanno smesso, a volantinare. Quindi la Meloni ha dato via milioni, miliardi di volantini, stringere le mani, cioè uomini di piazza che conoscono i cittadini. Ecco, però qualcuno contestava la Meloni, ed è vero, cioè lei ha fatto opposizione, diciamo che anche il suo successo elettorale è determinato dal fatto che era in opposizione, però parla adesso di continuità col governo Draghi. Ha messo all'interno persone che erano nel governo Draghi, c'è anche la polemica di Cingolani eccetera, quindi è un po' una contraddizione questa, secondo te? No, ti spiego perché ti dico no. Secondo me non lo è per una ragione semplice. Lei ha scelto politicamente 2 anni fa di non entrare si dice maggioranza, ma in realtà era un governo di tutti insieme per salvare l'Italia. Lei disse grazie, ma io sto fuori, ma non per questo ha fatto un'opposizione pregiudiziale nel modo più assoluto. Poi i problemi che ha affrontato Draghi, soprattutto nella seconda parte della sua presidenza del Consiglio, sono attualissimi. Quindi il fatto di prendere Cingolani, che non è uno che viene dalla politica, Cingolani è un professore universitario che è stato prestato come ministro tecnico, chiedergli, perché è stato faticoso, che lui accetti di essere consulente del ministero, è solo un aiuto all'Italia, non è un aiuto a una coalizione. Tanto le elezioni sono già finite e adesso, diciamo la verità, c'è solo da superare gli ostacoli che abbiamo di fronte, che è l'altissimo costo dell'energia e l'alta inflazione. Questo per non far rallentare la locomotiva Italia, la locomotiva del lavoro e delle imprese che aspettano di poter continuare, perché il mercato ce n'è ancora moltissimo. Al volo, la squadra secondo te com'è? La squadra, per quelli conosciuti, alcune parti sono molto buone, altre sono sconosciuti, quindi li vedremo. Lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. Questo è la strofa di una canzone che ha messo da smentegare Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Il professor Maggi è esperto anche in musica. Vabbè. E mi ha soccorso nel momento di difficoltà. Quindi
Aspettiamo al varco. Diciamo che se adesso lasciamo stare le collocazioni politiche per un secondo. Se facciamo un orizzonte temporale di un anno, se va molto bene la Meloni, va molto bene l'Italia. Questo è vero. E quindi in questo caso c'è una coincidenza. È un'analisi perfetta. Troppo forte. C'è una coincidenza di interessi che va al di là di tutto. Quindi assolviamo la Meloni, abbiamo sentito anche il discorso proprio in diretta perché arrivavamo qua, parla di è vero fare molti investimenti al sud ma non bisogna dimenticare il nord, speriamo poi che si sopiscano le polemiche che il Veneto non è rappresentato come voleva. Secondo te è rappresentato bene? Il Veneto è, diciamo la verità, il Veneto come sempre, i veneti sono tanto bravi, sono apparentemente ciaccaroni in Veneto, ma nelle piazze milanesi e nelle piazze lombarde e nelle piazze romane il Veneto è sempre il Veneto, cioè noi siamo abituati a lavorare, testa fica e mai, quasi mai chiedere o apparire in modo ridanciano. È il fatto di essere molto seri qualche volta ci penalizza. Però effettivamente non c'è una grande rappresentanza nel nuovo governo di Veneti. Questa è una polemica che hanno detto alcuni. Non direi, il ministro delle riforme è padovana, fra l'altro nata a Rovigo. E poi ci sono importanti deputati e senatori che hanno una straordinaria presenza con minori, ecco. Una cosa che non finiremo mai di ricordare è che con la riduzione dei parlamentari, senatori e deputati, coloro che rappresentano i propri territori a Roma sono importantissimi. Cioè i pochi hanno sulle loro spalle una responsabilità molto molto ampia. Pensa, i senatori sono solo 200. E quindi salutiamo il nostro amico Amidei, a prescindere dalla fede politica altro, però è l'unico rappresentante che abbiamo. È il nostro unico rappresentante al Senato e quindi sulle sue spalle c'è una responsabilità e anche un piacere dargli questa responsabilità. Diciamo che uno dei prossimi sprizzetti, amico mio, lo facciamo con Amidei, quindi sentiamo il suo programma e le sue priorità. Guarda, salutiamo, ripeto la tua frase, se va bene la Meloni va bene l'Italia e quindi non dimentichiamolo questo. Certo, buona giornata a tutti. E buona giornata anche al nostro amico Amidei, unico rappresentante in Parlamento della provincia di Rovigo. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.